Un uomo a bordo strada esagitato, t-shirt rossa e un paio di jeans, in una mano un macete, nell'altra un'accetta. Fra lui e le auto che cercano di schivarla mentre brandisce minaccioso l'attrezzo da lavoro e il grosso e pesante coltello, un agente in borghese. Minuti di terrore ieri pomeriggio a Valle di Cadore, in pieno centro, nel tratto di strada fra la sede della Polstrada e un distributore di carburanti. L'uomo urla contro le auto e il timore è che con i due pericolosi attrezzi possa colpire qualcuno, ma fortunatamente nessuna vettura viene toccata. Un paio di automobilisti si fermano e con il telefonino immortalano la scena da diverse angolature. Le immagini diventano subito virali. I poliziotti della stradale tentano di fermarlo. In supporto arrivano i colleghi del commissariato di Cortina e i carabinieri. Tutti indossano protezioni antiproiettile, lo tengono sotto tiro e alla fine, per riuscire a fermarlo e immobilizzarlo, viene attivato un taser, la pistola elettrica in uso alle forze dell'ordine in caso di pericolo. Fra i passanti, residenti e turisti, timore e sgomento. L'uomo ha 60 anni, si chiama Loris Marinello ed è di Valle di Cadore. In paese è conosciuto, ma è noto anche alle forze dell'ordine. A suo carico diversi precedenti per detenzione di marijuana che coltivava in casa per sé. Già nei guai nel 2016, nell'agosto di 2 anni fa, venne arrestato nuovamente per detenzione di stupefacenti. Una situazione delicata e difficile la sua, dicono in paese. Loris Marinello vive da solo e questa volta è finito a Baldenic con l'accusa di porto illegale d'arma, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'udienza di convalida dovrebbe svolgersi nelle prossime ore.